anche nella provincia di Treviso un boom dell'utilizzo dei voucher. Purtroppo sì, dico purtroppo perché per noi è uno strumento che andrebbe eliminato dal punto di vista dell'utilizzo che se ne fa oggi, perché utilizzato così rende di fatto in concorrenza sleale gli imprenditori che invece sono seri e aprono i contratti nazionali. Il voucher dovrebbe servire per quelle che vengono chiamate prestazioni accessorie, cioè insomma lavori di poca durata, occasionali. Secondo voi non è così? Se l'italiano ha un senso, la parola accessorio vorrebbe dire proprio questo, marginalità. Invece in realtà lo stanno utilizzando tutti e sempre di più, fino al limite in cui è possibile utilizzarlo per un lavoratore. Poi cambiano lavoratore e arrivano a utilizzare anche 10-12 lavoratori all'anno e a coprire i posti di lavoro così, specialmente in qualifiche medio-basse dove non serve grande specializzazione. Insomma. Le condizioni per il lavoratore non sono quelle ideali, insomma, cioè ci perde molto con Il lavoratore prende 7,5 euro l'ora quando va bene, quando non gli danno anche meno, e ci rimette la retribuzione accessoria, la tredicesima, le ferie, la malattia che non c'è l'infortunio ma probabilmente non lo sa, ma soprattutto quel lavoratore non andrà in pensione, nel senso che i contributi che versa sono così bassi che per arrivare a un minimale pensionistico, quel lavoratore singolo, per arrivare a un minimale pensionistico dovrebbe lavorare 80 anni. Tutti i vantaggi invece per l'impresa. Certo, l'impresa ha un costo totale di 10 euro l'ora contro i 18, 20, 22, 24 che avrebbe se assumesse il lavoratore rispettando le norme di legge e di contratto nazionale.